Mose, la fine dei lavori alle Bocche di Porto è prevista nei tempi indicati, entro il 31 dicembre 2023, dunque tra circa 17 mesi a Venezia. Lo confermano le ditte coinvolte con operai e maestranze nel cantiere. Si respira un'aria più positiva e di ottimismo dopo l'ultima riunione avuta con il commissario dell'opera straordinario Elisabetta Spitz. Ovviamente parliamo degli interventi alle Bocche di Porto, non delle opere complementari. La svolta, dopo decenni di parole, appare senz'altro più vicina. I cronoprogrammi dei vari cantieri che stanno via via riprendendo presso le Bocche di Porto sono assolutamente in linea con i tempi previsti dal cronoprogramma redatto dal commissario. Per rispettare le cadenze si lavorerà anche nel mese di agosto, ma entro la fine del prossimo anno il completamento dovrebbe essere realtà e dopo decenni non è cosa da poco a Venezia. Siamo assolutamente in linea con la tabella di marcia prevista affinché le opere siano terminate e consegnate entro il 31/12 del 2023. L'auspicio è che questo tipo di andamento da parte dei cantieri si mantenga tale nel tempo e quindi raggiunga gli obiettivi previsti. Nel frattempo, naturalmente il Mose continuerà, è bene ricordarlo, in modo sperimentale ad essere azionato anche il prossimo autunno nel 2023 in caso di necessità. Ci sarà poi da affrontare e risolvere la questione relativa alle opere di completamento e compensazione previste nell'appalto e delle manutenzioni, ma questa è un'altra partita.